evitando queste vampate e sciagattoni. Ora sugli sciagattoni io ho una diapositiva che ve la posso far vedere perché, amici bellini, allora abbiamo aspettato, alla fine la conferenza è arrivata, colpa mia che pensavo fosse alle 7:15 invece alle 8:15, ma per me erano le 2:15 e per voi cominciamo. Che ci sono sempre dei problemi di diffuso orario. Sancio Marco, non Sancio Panzo, Sancio Marco, benvenuto sul canale. Vi siete iscritti al canale al punto che siamo arrivati a 14.014, cioè proprio il numero 14 nel momento in cui ho controllato era proprio presente, quindi lasciate un like per Mertens e chi se ne frega. Fa un sacco di rumore. Il like per Mertens e poi per questa conferenza di anticipazione, di vigilia di questa partita di Champions che sarà molto difficile. Allora, chissà, io non mi metto ancora nella situazione perché sennò vi spoilerò la formazione che secondo me potrà scendere in campo. Poi vediamo se Spalletti mi smentirà, ma c'ho un dubbio fondamentalmente. Allora, chissà, dice it will be hard, forget Liverpool, cioè sarà difficile, dobbiamo dimenticarci Liverpool e dobbiamo concentrarci sui Rangers, focus on Rangers. Allora, abbiamo visto anche parlare, l'ho visto anche abbastanza shy, anche un po' timido, cioè rispetto a come gioca tu ti aspetti uno più, capito, cazzi musi, cioè, alla Juan Jesus invece è uno che quando risponde è bello tosto così, invece no, proprio buono aiuto, anche sa, vabbè. Quindi forget about Liverpool completamente, non pensiamo eccetera eccetera, concentrarsi sui Rangers. Poi gli chiedono, quella con il Liverpool è stata la tua prima partita di Champions, ti sei piaciuto? Sono contento, ma ho detto forget about Liverpool, cioè possiamo andare avanti. Non c'è stata una domanda sui Rangers, proprio zero, tutto sullo stadio, tutto sull'ambiente, ma come gioco stu Ranger? Io non lo so, non l'ho saputo da questa conferenza stampa come gioca il Rangers, ma già avrei pure partite di Premiership, poi tantissime domande che fanno il paragone con la Premier League, ma lo sapete, vero che i Rangers non stanno nella Premier League, se no non potevano capitare nel girone con Liverpool. Cioè, andiamo avanti, giochi più avanti quest'anno, stai più nel vivo del gioco, gli assist, i gol eccetera eccetera, anche sa con molta candidità, dice no, veramente gioco tale e quale, adesso magari voi mi vedete con un po' più di confidence data dai compagni e dall'allenatore, un po' più di fiducia e mi sento uno dei leader, uno dei nuovi leader, insomma è stato investito di questa cosa e se l'abbiamo capito ce ne siamo accorti, nonostante sia solo il secondo anno, quindi speriamo bene. E quindi dice uguale che gioco uguale. Conosci questi stadi? Non giocava in Scozia, chissà. Cosa non deve fare il Napoli? Conosci questi stadi? Giustamente, chissà, dice sì, ho visto i video, hai ragione, sono stati tosti, belli infuocati, il pubblico eccetera eccetera. Vabbè, ma sempre le solite, se giocavamo in Turchia stessa cosa, giocavamo, però così, ho visto i video, non dobbiamo pensare di essere più bravi, quindi ancora una volta forget about Liverpool e pensiamo ai Rangers e andiamo tosti e concentrati. Sarà difficile senza tifosi e questo lo sappiamo, non so se è il miglior momento della mia carriera onestamente e nessuna revenge o anything, ancora una cosa rispetto alla Premier League, questa è la tua vendetta. Ma che c'azzecca? Perché c'azzecca la Premier League? Nessuna vendetta su niente, anche perché mo sto qua, poi domani sto qua, vendetta di che? E poi passiamo alle domande a Spalletti. Ovviamente voi vi siete dimenticati che c'è il canale in basso in descrizione, il canale Telegram dove non vi perdete le notifiche e anche i like vi siete dimenticati. Un allenamento in più è tanta roba, soprattutto per la formazione, ho potuto pensare, ho potuto far allenare anche quelli che hanno fatto scarico, che hanno giocato eccetera eccetera, ho avuto un po' più di tempo per pensare alla formazione che scenderà in campo, fa le condoglianze ovviamente ai reali e a tutto l'ambiente del Regno Unito. Ci sarà un ambiente infuocato, ci sarà più fisicità, noi però siamo un po', ripeto, i ragazzi più sicuri e più tranquilli e quindi questo tutto su roba sull'ambiente eccetera eccetera, va bene. Poi cosa hai pensato quando è uscito questo girone, le squadre storiche, il calcio romantico, questo non c'è dubbio. I Rangers hanno perso le ultime due, secondo te reagiranno a
questa cosa e Spalletti giustamente ci ricorda, dice sì, ma le hanno perse fuori casa, in casa sarà tutta un'altra storia. Le due partite a cui si riferisce ovviamente il 4-0 sonoro contro l'Ajax e anche contro il Celtic, contro il Celtics, quindi ma in casa sarà tutta un'altra storia. Somiglierà a Firenze per ambiente, per tipo di partita. Spalletti ci ricorda che stati pieni alla fine li abbiamo affrontati anche l'anno scorso, anche in altre situazioni, non è una cosa nuova. E poi Spalletti, anche senza ricevere la domanda, entra un po' più nella possibilità del piano gare, dice il ritmo sarà alto, non possiamo cercare di fare quello che fanno loro perché loro sono più bravi, quindi credo si riferisca a scontri 1 contro 1, insomma la pallata che poi diventa, devi andare poi ad aggredire la seconda palla. Dice, ci spiega che i Rangers sono molto più bravi di noi in questo, noi dobbiamo poi quando la riconquistiamo metterla a terra e costringerli un po' a girarci intorno, a rincorrerci, quindi far girare il pallone, evitando queste vampate e sciagattoni. Ora sugli sciagattoni io ho una diapositiva che ve la posso far vedere perché non sapevo e mi devo informare. Lo sciagattone è praticamente nel russo toscano chi rovina, chi sciupa la roba trattandola sconsideratamente senza riguardo, e quindi evitiamo di sciupare, evitiamo di essere sciuponi e sciagattoni. E poi ci saranno anche i giondoloni, che sarebbe penso ciondoloni, ma per Spalletti sono giondoloni e sono i tifosi che saranno giondoloni sulla TV. Spalletti si guarda le reaction, non so se lascia il like, lasciate voi. Quindi noi dobbiamo giocare, evitiamo queste randellate alle seconde palle. Simeone, e questa è la partita di Simeone, ovviamente, pure Spalletti, pure Capello ha chiesto a Spalletti perché Raspadori, quando nel resto del calcio europeo oramai tutte quante vogliono la punta un po' più fisica. Si fa l'esempio ovviamente del Manchester City, che alla fine, dopo aver tanto giocato con lo spazio come centravanti, si va a prendere Holland, però intanto alla fine dice Spalletti, Raspadori ti dà delle cose differenti, ti viene incontro, ha rispiegato più o meno qual era la sua idea contro lo Spezia, ma domani potrebbero servire cose differenti, e ci spiega un po' su Simeone, ci dice che gli garba molto attaccare la profondità, andare oltre, ed è fortissimo nei momenti della partita, sta molto sempre attento e presente, e quindi penso che, volendo fare un ambrabam tattico, c'è un errore, la Juventus ne abbiamo parlato ampiamente, ma invece noi andiamo tranquillamente su questa situazione qua, dove credo le scorie, si dice tante partite in pochissimi giorni, e Spalletti ci dice sì, ma sono poche partite, alla fine non siamo a fine stagione dove già dobbiamo accusare questi problemi fisici. Oltretutto io ho fatto il turnover ragionato con i famosi cambi che noi gli imputiamo, insomma molta gente gli imputa a Spalletti quelli là per esempio di Kvaratskhelia, e lui dice guarda che sono proprio i 20 ultimi minuti che poi lasciano più scorie, quindi avendogli tolto quel Kvaratskhelia ce lo dobbiamo aspettare sempre fresco. Niente turnover, che il problema, la vera penalità è che non possiamo fare il turnover con i tifosi e saranno giondoloni in TV eccetera eccetera. Poi fai i complimenti all'Italia del volley e gli auguri all'Italia del basket. Bravo Spalletti, che è sempre attento anche sugli altri sport. Non esiste solamente il calcio, come i bambini, il calcio è dei bambini, per me domani è Natale, tutte le frasi fatte bene importa, e non c'è dubbio. Di Lorenzo sulla fascia destra, e non c'è dubbio, credo si confermerà Rachmani, credo ritornerà Kim, e qui possiamo ipotizzare un Oliveira che, se è stato lanciato nella mischia con il Liverpool, potrebbe essere un'idea di Spalletti, che Oliveira ha già quella garra e quell'esperienza, comunque venendo da un campionato comunque importante come quello spagnolo, e forse lui ce l'ha questa garra di fare le gare europee tranquillamente. Lobotka, il quale sostituto è Lobotka, perché questo veramente non si può sostituire. E poi qua abbiamo i dubbietti, far giocare anche un'altra che secondo me io potevo pensare di vedere Ndombele al posto di Anghissà, ma lo volevo vedere già l'altra volta, e purtroppo no. Evidentemente Spalletti, anche dicendoci che ha avuto quel soggiorno in più, dicendoci che le partite sono poche, spesso ci ha detto che i giocatori africani alla fine hanno quel muscolo che possono resistere, e allora noi consideriamo Anghissà, quindi consideriamo questo centrocampo titolarissimo fondamentalmente. E Ndombele lo puoi vedere secondo me al posto di Anghissà, non credo più, o almeno non adesso, al posto di Lobotka, che Ndombele potrebbe a un certo punto anche rientrare nelle rotazioni per fare
fiatare Zielinski, ma visto che Zielinski è entrato dopo, lo immaginiamo titolare. Come immagino titolare Kvara, come a questo punto immagino titolare Simeone e Politano. Ci metto Elmas qui perché se Lozano non recupera con quella febbre, con i sintomi influenzali, lì a destra ci potremmo ritrovare Elmas nel secondo tempo probabilmente. Il Raspadori potrebbe far rifiatare Kvara se poi decidi di, perché qui a questo punto ci puoi mettere un Zielinski qua e Raspadori più sotto, con Elmas si possono alternare. Non escludiamo oramai più l'utilizzo di Zerbin perché lo sta facendo rientrare. Qui solamente Gaetano Lobot probabilmente no, ma queste varie cose si faranno. Ragazzi, molto importante che stiamo tutti uniti, al di là di traduttori che sono mi è sembrato poi fortissimo, ma lo sappiamo che è un lavoro difficile, più che altro in italiano proprio questo qua non era in grado, quindi ha fatto un sunto, alla fine anche un sunto va bene per chi seguiva già in inglese eccetera eccetera, ma alla fine lascia il tempo che trovo, perché queste conferenze, in base alle domande e anche in base a certe risposte, veramente non dicono niente. Da New York, Valerio Fluido è tutto, ci vediamo domani, dove probabilmente chissà, perché non sono sicuro dei miei impegni lavorativi. Voi state tuned che saprete e vedrete anteprime, live, oppure reaction, oppure commento a caldo. Tutto può, nel calcio tutto può essere. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Non di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.